Cosa resterà della città del Palladio? Forse solo il Palladio. Il resto della città, chissà, è un grande mosaico storico, culturale, economico, sociale, che rischia di frantumarsi. Primo lotto, la BPV, nome in codice della più antica banca popolare del Nord-Est, fondata nel 1866, l'anno del plebiscito con cui il Veneto si consegna ai Savoia. Da allora l'istituto di credito è rimasto radicato in città per 151 anni. Ora è in vendita a prezzi modici, per €1 se l'aggiudica Intesa San Paolo, con sede legale a Torino. Così i Sabaudi tornano per la seconda volta in Veneto. Lotto numero 2, la Fiera di Vicenza, di Rimini, diciamo di entrambe, visto che nell'ottobre del 2016 le due realtà si fondono e la leadership va al presidente del Polo Romagnolo. Lotto numero 3, AIM, la municipalizzata che punta a unirsi con AGSM. Le nozze tra Vicenza e Verona però non sono ancora state benedette. Quarto lotto, il Vicenza Calcio che rischia il fallimento. Per fortuna arrivano i soldi freschi di Boreas, la finanziaria lussemburghese con sede a Dubai. Ci fermiamo qui? Può bastare? No, assolutamente. Quinto lotto, i palazzi fatiscenti del centro storico. Mettiamo anche quelli in vendita? Beh, il comune ci sta facendo un pensierino. E poi ci sono immobili come questo, già sede della Guardia di Finanza, che certo stanno nelle proprietà del comune, ma vedete, è cadente. Eh già, è cadente, come il centralissimo Palazzo di Giustizia di Santa Corona o il Palazzo degli Uffici, vicino alla Basilica Palladiana. Metto a posto i palazzi o metto a posto le strade? Insomma, le strade, il marciapiedi hanno la priorità. No, non ne siamo così convinti. Perché dovremmo vendere spazi preziosi, luoghi strategici della città che oggi appartengono ai vicentini e che domani magari andrebbero ai nuovi signori che vengono dall'estero, agli arabi, ai russi, ai cinesi? Perché in cambio asfalteremmo le strade? Le strade, che sono anch'esse patrimonio, dovevano avere dei canali ben precisi, propri, non di certo con la vendita dei palazzi.